Già c'è. Bene, intanto grazie a tutti della presenza. Come vi avevamo anticipato è un'occasione anche di un confronto su un tema molto specifico, ma che in qualche maniera riguarda anche le future scelte generali della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero continuiamo a segnalare e a chiedere che si passi a una fase successiva. Non è più il tempo dei finanziamenti a pioggia, certo sono stati importanti in una prima fase per dare ristoro a tutti, e oggi è forse il tempo di cominciare a scegliere e a darci delle priorità. Ci sono settori che soffrono di più e che sono maggiormente in difficoltà e che forse hanno bisogno di risposte puntuali. La nostra proposta, che deriva anche da un confronto con le categorie e con gli operatori del settore, parte dalla consapevolezza che la legge 80, il Fondo di rotazione in agricoltura, è uno strumento sicuramente importante che funziona, che anche grazie al nostro supporto e alla nostra spinta è stata fatta una misura sempre nella legge 80 con un programma anticrisi che finalmente dopo diverse spinte ha una certa dotazione, e che quindi quel strumento della legge 80 possa trovare delle risposte e dare delle soluzioni ancor più specifiche e opportune al mondo delle imprese e al mondo dell'agricoltura nello specifico oggi. Da un lato chiedendo, e questo lo dico all'atere, mai come in questo momento un potenziamento degli uffici della legge 80, perché è uno strumento fondamentale che responsabilizza chi riceve il finanziamento, perché poi rientra nelle casse della regione, e in qualche maniera è uno strumento quindi virtuoso, e noi non possiamo in questo momento avere ritardi sulla legge 80, ma credo che siano gli strumenti più importanti che abbiamo da mettere in campo. Quindi potenziamento dell'ufficio sicuramente, ma nello specifico, insieme al collega Jacob, anche nel confronto con le categorie, ci siamo resi conto che siamo una regione, lo sapete tutti, che ha grandissime peculiarità e qualità dal punto di vista enologico, gastronomico e quindi della produzione agroalimentare, ma spesso sono produzioni, tra virgolette, piccole, di nicchia, di altissima qualità. E anche qui ci sono delle differenze su come è stata affrontata la crisi e soprattutto sulle ricadute della crisi. Crediamo che chi ha dei rapporti con la GDO, con la grande distribuzione, abbia retto meglio, mentre chi ha dei rapporti quasi esclusivi col canale Horeca, quindi alberghi, ristoranti, pubblici esercizi, sicuramente è maggiormente in difficoltà. Quindi la nostra proposta è molto semplice: intervenire sulle piccole e medie imprese agricole, vitivinicole, agroalimentari della nostra regione, che soprattutto e magari spesso in maniera esclusiva lavorano con il canale Horeca e che sono quelli in questo momento in maggiore difficoltà. Sono in maggiore difficoltà proprio per il pagamento delle fatture, banalmente, perché la prima ondata già li ha messi in difficoltà, la seconda, arrivata repentinamente, magari anche con una parziale riapertura degli esercizi, ha fatto sì che adesso si trovino spesso con fatture inevase, con ritardi molto importanti, che vanno a mettere in difficoltà la loro liquidità. Stiamo parlando di quel patrimonio gigantesco di piccole imprese che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, nelle campagne della nostra regione, e sono il patrimonio agricolo e agroalimentare per eccellenza. Quindi noi chiediamo chiaramente all'assessore, da un lato, di potenziare quello che già avviene con il sistema anticrisi della legge 80, che già prevede, e quindi facciamo anche una nota informativa noi oggi, che già prevede che si possa fare il consolido bancario e quindi avere la liquidità anche per la singola voce di fattura non pagata e quindi anche della fattura poi non esigibile. Quindi questo è già previsto, pochi lo sanno, è bene che lo ribadiamo, ma chiediamo in maniera chiara che si faccia subito una linea dedicata a tutte le aziende piccole e medie che lavorano sul canale Horeca e che si mettano delle risorse dedicate per dare risposte a queste persone. Questo significherebbe che ci sarebbe liquidità immediata per le imprese, che avrebbero addirittura fino a 15 anni per restituire l'anticipo della mancata erogazione, del mancato pagamento della fattura.
Quindi daremo liquidità alle imprese, le imprese avrebbero tempo di restituirle con la garanzia della Regione alle banche e daremo un segnale concreto a uno dei settori più in difficoltà. C'è anche una parte che riguarda lo Stato, su cui ci faremo portatori e lo dirà meglio di me il consigliere Iaco, ma quello che volevamo dire oggi è: siamo in un momento in cui è arrivato il tempo delle scelte e della messa in priorità anche dei nostri interventi. Abbiamo sopportato, scusate solo questa piccola polemica politica, per mesi l'idea che non riuscivamo con il nostro bilancio a pagare i dipendenti della sanità, che eravamo sostanzialmente alla canna del gas senza risorse. Ci ritroviamo con una finanziaria invece importante, con tutte le risorse necessarie, con un ricorso al debito per circa 400 milioni di euro. Io penso che quelle risorse non debbano essere messe solo ed esclusivamente in contributi a pioggia, ma nella capacità di darsi priorità e di intervenire nei settori più fragili in questo momento. Quindi chiediamo all'assessore all'agricoltura, al presidente Federica, che sulle piccole e medie imprese del comparto agricolo, agroalimentare e vitivinicolo della nostra regione ci sia un'attenzione immediata, ci sia una misura specifica per il canale Oreca e ci sia una opportuna informazione per far sapere a tutti che c'è questo strumento che permette anche di avere liquidità sul mancato incasso delle fatture. Per noi è fondamentale in questo momento dare liquidità alle imprese e permettere a quel tessuto fondamentale della nostra regione di proseguire nel proprio lavoro. Bene, allora integrando quello che diceva il collega Cristiano Sciarri, abbiamo fatto una verifica, credo puntuale, sul tessuto delle imprese della nostra regione. Nel settore vitivinicolo in primis, ma direi coerentemente nel settore dell'agroalimentare, la nostra regione si caratterizza per avere un'imprenditoria medio-piccola sostanzialmente. Non abbiamo le grandi produzioni, non abbiamo le grandi quantità, non abbiamo quindi quella dimensione strutturata aziendale che anche finanziariamente sta alle spalle di molte imprese, ad esempio del vicino Veneto, per non andare ovviamente nelle regioni altre del nord Italia in particolare. In questo senso quindi è fondamentale oggi passare da una prima fase, quella direi quasi emergenziale, per cui i provvedimenti che sono susseguiti dalla Regione in questo periodo si sono contraddistinti per una necessità, così è stato affrontato il tema, quella della velocità nella corresponsione di un aiuto e in questo caso quindi un processo a pioggia. I provvedimenti fino ad oggi fatto hanno sostanzialmente riconosciuto una titolarità di esistenza dell'impresa e a questo hanno collegato un contributo univoco a tutte le imprese, al di là dei fatturati, delle dimensioni, per tipologia, per codice Ateco, mettetelo come volete. Il nostro tessuto imprenditoriale non è strutturato in questo modo, però soprattutto non può immaginare di affrontare il superamento, cioè la seconda fase della crisi pandemica in questo modo, perché dobbiamo riportarlo a quelle che sono le esigenze più puntuali e più caratteristiche delle singole aziende. In questo caso il tema del fatturato di un'impresa non è indifferente se il fatturato si rivolge alla grande distribuzione, ai canali di vendita diretti, oppure se si rivolge al tema al canale Oreca, ad esempio. Il canale Oreca, che è un canale al quale le nostre aziende guardano in maniera particolare perché è il canale delle quantità piuttosto magari limitate, di grande qualità, laddove non c'è uno scaffale, ma laddove c'è un servizio al cliente, laddove c'è un accesso e un processo di quindi consumo, di scelta e consumo basata sulla conoscenza dell'impresa, sulla qualità del prodotto, sulla garanzia del prodotto e della specificità. Ecco, in questo senso le nostre imprese sono caratterizzate in questo modo e quindi in questo modo hanno la necessità di essere anche supportate oggi. Perché il canale Oreca, d'altro canto, è quello che oggi nella dinamica della crisi di quest'anno è quello più penalizzato per la sua operatività. Abbiamo avuto 2 mesi di chiusura degli esercizi da marzo a maggio,
Sembrava, e quindi una prima difficoltà ovviamente a vendere il prodotto e a realizzare sul prodotto che avevano a magazzino. Una seconda fase nella quale la ripresa, se vogliamo, anche alimentata da un turismo che montagna-mare in qualche modo aveva fatto riprendere un certo profilo di consumo in questo settore, si è contraddistinto anche per una rinnovata fiducia di impresa e quindi un rinnovato ordinativo nei confronti di prodotto, ed una seconda chiusura altrettanto pesante che sostanzialmente priva di incasso proprio il canale Horeca e quindi della potenzialità di pagamento delle fatture. Ergo, le imprese, soprattutto medio-piccole in questo caso, si trovano con una esposizione ovviamente in quanto hanno venduto il prodotto, hanno emesso le fatture, ma non hanno e non riescono ad incassare i proventi perché la filiera Horeca non ha capacità oggi di pagamento. Questo è un problema che si trova anche, l'abbiamo verificato comunque nelle catene anche ad esempio del sistema delle piccole e medie imprese artigiane, quello ad esempio delle forniture, sempre agli stessi canali, quello dei servizi agli stessi canali. In questo caso quindi dobbiamo, è questo che chiediamo, differenziare gli strumenti. Siamo una regione piccola e quindi possiamo anche avere un'immagine e una capacità di selezione molto più puntuale delle necessità, ed in questo senso appunto la richiesta di specificare il canale nella misura che consente oggi di garantire la corresponsione del fatturato all'imprenditore da parte della banca e lo strumento di garanzia appunto per quanto riguarda l'incasso poi, o nel mancato incasso diciamo, mutualizzazione dell'importo da restituire. Crediamo e pensiamo sia possibile, e anzi lo faremo con i nostri riferimenti, insomma cerchiamo di portare adesso questo tema anche a livello del Ministero, operare una seconda misura, in questo caso anche sul fronte nazionale, perché anche lì c'è la necessità di differenziare da quello che è stato fino ad oggi, soprattutto gli interventi a pioggia, a parte quelli dell'Agenzia delle Entrate, che hanno invece finalizzato la corresponsione di sostegno e di aiuto sulla base dei fatturati, sia il caso di, anche in questo caso, valutare una misura di sostegno e anche in questo caso, ci riferiamo sempre al fatturato 31/12/2020, dire quella parte che dal 2022 in poi non sarà stata incassata dalle imprese e quindi dovrà essere oggetto di una restituzione al sistema bancario, poter attivare delle misure di beneficio fiscale, di credito fiscale, appunto perché così si potrebbe e si potrà dare un sostegno ed un supporto appunto alle imprese. Un supporto che anche in questo caso avviene attraverso una misura che lo Stato può attivare e può tra l'altro eventualmente suddividere in una serie di annualità nel momento in cui, dal 2022 in poi, riteniamo che saremo fuori dalla condizione di crisi pandemica e quindi potremmo immaginare una ripresa a regime anche dei lavori e delle attività delle singole imprese. Sono due misure, se vogliamo, semplici, ma sono misure che a nostro avviso sono assolutamente efficaci. C'è stata una prima fase nella quale le piccole imprese avevano problema delle giacenze, avevano stata affrontata con la distillazione, è stata affrontata con lo stoccaggio, sono state affrontate con una serie di azioni, sono state affrontate con sostegni legati appunto alla capacità dell'impresa stessa di non perdere valore al prodotto, ma poterlo comunque mantenere e riportare e mantenere sul mercato. Oggi dobbiamo vincere questa fase congiunturale e dargli appunto gli strumenti al sistema per poter avere quella liquidità. La stessa mi hanno segnalato che ieri proprio in un convegno anche di Banca Intesa con una serie di operatori, Banca Intesa ha evidenziato proprio questo problema, il problema della liquidità oggi, della capacità delle imprese di avere oggi quella liquidità legata al fatto della fornitura che è stata eseguita e del mancato incasso conseguenza alla chiusura dell'attività del mondo Horeca. In questo senso noi ci muoviamo e faremo la nostra attività e lanciamo questo messaggio al governo regionale. Domande? Vai Adriano. Adesso sentite? No, è lui. Mi sentite?
Alzo io. Eccoci, sì, ti sentiamo. Ok. Solo una cosa, Sciauli diceva, dunque, una cosa interessante è che la legge 80 già prevede il consolido bancario, no? Però il PD chiede una linea dedicata per il recupero fatture. Significa più soldi. Quanti e dove si prendono? Allora, la legge 80 ha una discreta capienza in questo momento e soprattutto dopo anche un bel po' di sollecitazioni da parte nostra è stato attivato il piano anticrisi che non aveva dotazione fino a pochi mesi fa. In qualche maniera ci sono risorse disponibili. Qui i temi sono due. Uno, informare i singoli imprenditori e anche le piccole aziende che adesso, proprio anche nel caso della singola fattura non pagata, possono utilizzare la legge 80, cosa che in precedenza prima del sistema anticrisi non si poteva fare solo sul mancato fatturato complessivo. Adesso invece possono andare a cercare liquidità anche sui mancati pagamenti delle fatture. Questo è importante farlo sapere e segnalarlo. In più noi diciamo, come giustamente tu dicevi Adriano, le risorse non sono infinite, è il tempo di darsi delle priorità e delle scelte. Nel momento in cui noi andiamo a aiutare le imprese ad avere liquidità immediata, crediamo che il settore più in crisi sia quello che in questo momento lavora col canale Horeca. Chi lavora con la grande distribuzione in qualche maniera ha retto, certo avrà avuto anche lui delle difficoltà, ma ha retto perché quei canali hanno funzionato in questi mesi. Chi invece sono moltissime aziende vitivinicole e dell'agroalimentare della nostra regione che lavorano esclusivamente con ristoranti e con alberghi, sono sicuramente più in difficoltà. Quindi noi chiediamo di mettere una voce in uscita specifica, si può fare sulla legge 80, dedicata alle imprese che lavorano sul canale Horeca e che lavorano con quella tipologia di mercato, perché sono il tessuto diffuso e forte della nostra regione. Grazie. Altri? Vogliamo sottolineare quello del misura dello Stato, naturalmente, come richiesto. Sì, vai Franco. No, volevo solamente ripuntualizzare la nostra richiesta anche al governo nazionale. Il governo nazionale può agire sulla base sul settore della fiscalità, cosa che invece la nostra regione ovviamente non può fare se non per le partite di competenza, ma sappiamo benissimo che l'IRAP, le aziende agricole non pagano, hanno anche un regime fiscale ovviamente differente, e quindi il tema del ricorso, che tra l'altro è previsto anche dal Recovery Fund nei suoi pacchetti di intervento, il sistema che preveda una sorta di assistenza fiscale al mancato incasso, non immediato ovviamente, sul quale opera la legge 80, ma che viene a manifestarsi e a concretizzarsi, diciamo, alla fine del prossimo anno, cioè dal 1° gennaio 2022, momento nel quale scatta per l'impresa l'obbligo di restituzione alla banca, ovviamente nel termini di annualità che è prevista dall'accordo con le banche stesse, ecco che su quella partita si possa configurare un credito fiscale, cioè che lo Stato a questo punto su quella partita avvii anche rateizzato ovviamente, un rapporto legato al credito fiscale, come sta facendo per una serie di interventi, ovviamente laddove di fatto concede il credito fiscale. In questo modo verrebbe a completarsi una misura che vede compartecipi, tra l'altro, auspicabilmente, i livelli istituzionali nell'ambito delle loro competenze, legge 80 regionale, misura anticrisi, lo Stato sulla parte fiscale. E sarebbe anche una misura che non ha un impatto immediato e rilevante sulle finanze dello Stato, ma viene a inserirsi in quella serie di azioni di fiscalità, insomma di assistenza fiscale che lo Stato ha messo in atto e sta gestendo in questi termini. Mi piaceva sottolineare
un riferimento che faceva anche Cristiano. Quali fondi e come i fondi? Ora, noi abbiamo sentito l'assessore pochi giorni fa lanciare le nuove linee per la ristrutturazione delle filiere produttive, che è un'emergenza di questa regione, nel senso che le nostre imprese sono scarsamente strutturate per quanto riguarda la filiera completa di prodotto, l'internazionalizzazione, eccetera. Però se non gli diamo un'assistenza immediata sulla liquidità, è ben difficile immaginare che un'impresa possa intraprendere un percorso, seppur assistito, di ristrutturazione aziendale. E questo di fatto quindi è un ulteriore elemento che dovrebbe spingere appunto il sistema, l'amministrazione regionale e l'assessorato all'agricoltura in particolare a recepire questa come una priorità. E poi dobbiamo anche fare presente che oggi dobbiamo necessariamente comprendere che ci sono settori che hanno avuto un impatto più limitato e settori che hanno avuto un impatto più violento rispetto alla crisi. Tutti i dati di oggi, la produzione industriale ad esempio cresce, in quest'ultimo mese è cresciuta più del 2%, significa che c'è un sistema di impresa, un sistema che comunque riesce a lavorare. Il problema nostro è oggi comunque quindi specializzare in maniera puntuale invece le parti che hanno necessità di essere sostenute per riprendere, per vedere un'uscita dalla crisi che tutti noi speriamo con il vaccino possa essere ormai, diciamo, al massimo per l'anno prossimo. È un po' quello che si diceva all'inizio, ovviamente, no? Noi continuiamo a dire che è l'ora di scegliere, è l'ora di mettere in priorità gli interventi che si mettono in campo. È chiaro che è più semplice, si prendono magari anche più consensi, simpatie e voti a dare poco e a tutti, ma non credo che usciremo, soprattutto faremo ripartire l'economia se in questo momento non mettiamo invece in campo anche il coraggio e la capacità di fare alcune scelte. E da un lato territoriali, perché gli interventi che vanno bene a Udine non sono gli stessi che vanno bene a Genova piuttosto che a Macerata, e da un altro lato anche individuando i settori più in difficoltà. Ribadisco, piccolissime imprese dell'agroalimentare e del vitivinicolo della nostra regione che hanno spesso come unico punto di sbocco il canale Oreca, e sono quelle secondo noi in maggior difficoltà in questo momento proprio per la liquidità. Sottolineo magari per chi non è un addetto del settore, attenzione che lavoriamo sulla legge 80, che è comunque uno strumento virtuoso, ovvero non sono contributi una tantum, è un patto che si fa con la singola azienda che poi restituisce certo a tasso zero dilazionato nel tempo, però quanto il pubblico gli dà e gli garantisce. Quindi in qualche maniera è anche un atteggiamento virtuoso banalmente che costa meno di tanti altri e che potrebbe dare un immediato sollievo a decine di aziende che ci segnalano problemi immediati di liquidità. Bene, se non ci sono altri, vi ringrazierei e buon lavoro a tutti voi. Altrettanto. Ciao, ciao a tutti. Grazie, ciao, grazie, buon lavoro.